Madonna! Mamma mia! Porco Dio! Allora, io non so come iniziare questo video qui, ma praticamente è giusto il momento. L'ho portato qua la moto l'altro giorno per fargli fare una piccola modifica che adesso vedremo praticamente insieme. Sono qui appunto da Service Power, che deve ancora vedermi, spero che adesso mi riconosca, che a parte che è là in fondo. Io lo dico già da adesso, iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace, commentate qui sotto questo video e adesso ve la faccio vedere. Stefano, è una roba incredibile. No, adesso chissà che pega, che tira. Mamma mia. Oh mio Dio. Adesso è da cagarsi in mano. Adesso è da cagarsi in mano. Madonna! Mamma mia! Madonna! Mi sto già agitando! È peccato per il problema del minimo, perché praticamente mi si è, come possiamo dire, mi si è sfilettata la vita del minimo, quindi adesso che appunto grazie a Kawasaki mi mandano giù il pezzo e visto che hai garanzia me lo faccio cambiare. L'unico problema è che quella vite là continua a barcollare e non mollare e a volte mi sfanculizza il minimo. Dai che andiamo, dai che andiamo, dai che andiamo. Madonna, e pensare che non è neanche a potenza piena, cioè pensare cosa può fare sta moto, mamma mia. E per la cronaca quanto ciuccia adesso? Non cambia un cazzo, zio can. Mamma mia, porco Dio. Madonna. Dio. Comunque appunto, aspetta che vado leggermente più piano perché non è che l'aria contro, che non vorrei che non sentite. Praticamente ho cambiato appunto frecce, portatarga, che adesso devo trovare il sistema per cessurare la targa visto che non me ne sono accorto. A parte che non è che faccio chissà che robe strane, vabbè comunque si raggiunge lo stesso. E appunto ho cambiato portatarga, che è appunto quello sportivo, molto figo, comunque veramente molto figo. Le frecce, che è l'unico problema, che appunto mettendo due, non mi ricordo il nome, che cazzo erano, due relè, che cazzo, vabbè comunque sia la freccia mi rimane qui inserita, però perlomeno lì va avanti. Comunque molto figo che è quello. E soprattutto la cosa più importante, ho cambiato finalmente lo scarico, abbiamo un non full power, abbiamo un full Akrapovic in titanio, carbonio, e soprattutto è scatalizzato.
sputa un po' tanto la gomma. Non credo che, come possiamo dire, che da depotenziata mi abbia dato cavalli, però non lo so. Fatto sta che me la sto godendo un disastro. So why is it so hard to let you go?